Siamo noi medici perché ogni giorno dobbiamo giustificare il perché quella cosa che l'anno scorso potevo fare adesso non posso fare. Perché la lista d'attesa nel mio reparto era prima di un mese per la fascia A, 30 giorni per la fascia B, 50 giorni, adesso è un anno. Perché gli devo spiegare? Perché sapete, noi eravamo 7 medici, avevamo 20 infermieri, adesso siamo 5 medici, abbiamo 2 medici che ogni tanto ci prendono precari, non vengono assunti, perché questo è un altro problema grosso. In questa regione c'è il blocco del turnover come in tutto il territorio nazionale, lo sappiamo. Però in tante regioni i concorsi vengono fatti lo stesso, dove esistono dei problemi. In questa regione non vengono più fatti. Il risultato, andiamo avanti con i precari. Precari significa perdita di qualità dell'assistenza. Perché se io ho un giovane medico che sta qua un anno e dopo va via e ne viene un altro, non sono in grado di formare del personale che abbia la stessa qualità che posso erogare io che lavoro da quasi 30 anni lì. Questo credo che in qualunque attività sia chiaro e palese. Nel momento in cui questo non è possibile, in ogni reparto della regione ci sono innumerevoli precari che non vengono mai regolamentati e che quindi fanno perdere di qualità al sistema. Seconda cosa, io da anni venivo interpellato dalle precedenti amministrazioni regionali per tenere sotto occhio la lista d'attesa. Ricordo che per anni ho dovuto stare attento a non sforare i famosi 30 giorni per i tumori, ricordo le cose, ce l'ho? Sono 2 anni che non me lo chiede più nessuno di stare attento a questa lista. Nessuno mi chiede di monitorare la lista d'attesa. È un segnale di qualcosa questo? Lascio giudicare. Qualcuno diceva è difficile oggi, vero Riccardi, dire queste cose quando si è dipendente di questa regione. Io ci sto provando, sto rischiando il prima posto. Credo che ognuno di noi una cosa che ho spesso detto agli amici, quando ero giovane per un paio di mesi sono stato negli Stati Uniti, come spesso si fa, giovani universitari per formazione. Una delle cose che mi è rimasto impresso fortemente è che un giorno vedo un bambino che piange, un bambino nero, piangeva lì perché nessuno gli dava ascolto, l'ho fatto entrare in ambulatorio per vedere cosa avesse, non aveva niente di grave, l'ho curato. Sono stato ripreso fortemente dal collega statunitense e minacciato di essere buttato fuori, sapete perché? Perché non aveva ancora pagato. Allora, se questo è il futuro che dobbiamo aspettarci, credo che siamo sulla buona strada.